Ultimo giorno a Porto Tolle, sempre al Bar Centrale, sempre con la nostra gentile ospite Piera, sempre con Gianni Vidali, cantore e poeta e scrittore del Delta, e lui Renzo Malangon, quello che di questa provincia sa ogni piccolo segreto. Manca ancora tante piccolo segreto. Allora, abbiamo parlato tutta la settimana di Porto Tolle, giustamente siamo qua a Porto Tolle anche per un motivo pratico, certo. La mareggiata del 12 novembre eccetera. Però a voi due che siete decisamente personaggi politici ancora adesso, nonostante tutto, certo, anche se volete, la politica è una grande passione. Bravo. Non guarisci mai. Adesso ci dilettiamo. Non guarisci mai. Allora, movimento delle sardine, ricordiamo, il movimento delle sardine è un movimento che è nato per opera di 4 studenti a Bologna, che adesso sta dilagando in tutta Italia. La polemica è che io la posso anche sottoscriverla, non è un movimento politico, ma è un movimento contro Salvini, può piacere o non piacere, però è questo limite di questo movimento. E qualcuno lo paragonava per esempio ai girotondi, dicevano i girotondi è stato quel movimento di snob di sinistra, questo qua è più popolare. A voi la risposta, comincia da lui? Sì. Cosa sono le sardine? Cosa rappresentano? Allora, sì, questa è una domanda tra l'altro molto interessante. Allora, diciamo la verità, il mondo della sinistra è un mondo sempre che ha molti giovani e sempre movimentato, sembra una cacofonia, ma in realtà non lo è. Il mondo della sinistra è movimento, e siccome sembrava inarrestabile la marcia di Salvini, e quindi dopo tutte le regioni che dall'anno scorso a quest'anno sono andate alle elezioni, tutte vinte dal centrodestra e perse dal centrosinistra, arriva l'Emilia Romagna. Allora c'è stata una sorta di reazione per cui i ragazzi e altri, teniamo sempre conto che a Bologna c'è l'università, a Ferrara c'è l'università, a Modena c'è l'università, a Parma c'è l'università, a Piacenza c'è l'università, c'è anche a Rimini, staccata. Quindi è chiaro che è una reazione possibile, molto meno intellettuale dei girotondi, però che era da attendersi. Devo dire che qualsiasi movimento che porta della gente in piazza in modo pacifico e sorridente, anche con la pioggia, è una cosa ben accettata. Dopo riescono a trovare risultati, a raggiungere risultati, questo onestamente non lo so, però è una novità che tra l'altro grazie ai social media ha avuto una diffusione incredibile nel giro di pochi giorni, ma d'altronde l'arrivo di Twitter, di Facebook eccetera, e di Instagram. Però tu, vecchio comunista, come diceva la canzone di Dalla, che c'hai ancora il pelo qua da comunista, ti ha commosso oppure li vedi un po' con titubanza? Guarda Leandro, i miei ideali legati alla sinistra della mia gioventù rimarranno sempre qua. Per quanto riguarda il discorso, e quindi la piazza io l'ho sempre avuta nel cuore, no? Mi ricordo quando organizzavamo a livello politico e di partito i pullman per le grandi manifestazioni che si facevano nelle grandi città come Roma, Milano e così via. Da Porto Tolle partivano 5-6 pullman carichi, diciamo così, di militanti di quelle ideologie e così via. Per quanto riguarda invece il movimento delle sardine, che non lo si deve accostare così a quel discorso di snellezza e di magrezza delle signore tutt'altro, io non lo accosterei, diciamo così, ai movimenti che si diceva prima, arcobaleno e così via, perché è una cosa completamente diversa. Quei movimenti dell'arcobaleno e così via erano movimenti diciamo più localistici, più periferici, no? Invece questo è un movimento che si oppone a questo avanzare di populismo e di sovranismo nei confronti di chi qualche settimana fa rivendicava i pieni poteri. Questa frase
è suonata in un modo così molto negativo, non solo nei confronti dei cinquantenni o dei sessantenni, ma anche e soprattutto dei loro figli. Ecco perché oggi con i nuovi mezzi di comunicazione nel giro di qualche giorno sono riusciti a portare in piazza Maggiore a Bologna 10 volte più gente, persone rispetto alla manifestazione che si faceva all'interno e così via. Quindi questo secondo me è un movimento completamente diverso, perché questo non parla con la pancia, questo sta parlando con la testa. Confermi o hai qualche dubbio? No. Non è un limite. L'interpretazione di Vidali è un'interpretazione che condivido, perché è l'interpretazione dalla parte della sinistra. Io dall'altra parte vedo cose analoghe, nel senso che, cioè, voglio dire, le elezioni regionali sono in Emilia Romagna, quindi è evidente che ci sarebbe stata alla ipotetica vittoria di Salvini, che sembrava già scontata, si sarebbe stata una reazione. Si tratta di vedere come avviene, si tratta di vedere come ci si mobilita. Certo che è stata una bellissima novità in ordine alle modalità. Poi cosa vuoi? L'attuale momento politico è così strano, è così multiforme e caleidoscopico che è un bel ritorno alla politica di tante generazioni, anche le generazioni più nuove, e vedo che non c'è mai nessun accenno alla violenza, e questa è la cosa più bella che poteva capitare. E la mancanza di cartelli e slogan, che questo è sì, anche questo c'è. Però ultima provocazione, però non è un limite. Ma sa che lei è proprio un provocatore oggi. Lei è un pungolatore. Ma il fatto che sia stata una manifestazione contro e non propositiva, cioè non è contro quello che si potrebbe aver fatto o si potrebbe fare, ma è contro il populismo sovranismo, che poi è una risposta alla pancia della gente, quindi è forse un limite, che una volta che non è più una volta c'era il periodo contro Berlusconi, ma amico mio, è la caratteristica della politica, cioè se tu pensi che è un movimento nato contro uno che è l'opposizione, perché in questo momento il governo è il paradosso, è un paradosso, ma la politica ha intanto parti contro e poi fai per. Il per è un po' degli intellettuali, far politica contro te viene pancia, fa parte tutto della novità. Posso chiudere la settimana con uno slogan? Sentiamo l'ha detto lui. La politica è un paradosso, l'ha detto lui. No, questa politica è un paradosso. Però spesso la politica è un paradosso. Io sono d'accordo, ma ci metterei le virgolette. Certo. Perché l'ha detto lui. Virgolettate. Come dicono quelli che sanno così. La politica è un paradosso. Arrivederci. È stato un piacere. Ciao Gianni, grazie. Ciao Gianni. Ciao Renzo, è stato un piacere. Complimenti professore. Complimenti a tutti.